Signore e signori, ben arrivati nel nostro spazio informativo dello CGIL. Questa settimana partiamo da Borgo Ricco, in modo particolare in provincia di Padova, perché qui martedì 17 si sta svolgendo il direttivo regionale dello CGIL del Veneto. Personaggi che di calibro nazionale stanno dibattendo su alcuni temi salienti, importantissimi, che affrontano la sanità, il sociale, la questione delle pensioni. Insomma, al centro dell'attenzione la persona, il pensionato con tutte le sue dinamiche. Sentiamo che cosa ne sta emergendo. A livello nazionale la situazione è parecchio difficile, ci sono regioni che sono anche in difficoltà. Invece per quel che riguarda la Regione Veneto, lei che cosa ravvede? Ci sono sempre problemi di relazione, di dialogo o c'è un passo avanti o un passo diverso? No, il passo non è cambiato, mi pare che siamo ancora al punto di partenza, si fa fatica a dialogare con la regione, con i comuni un po' di meno, nel senso che si riesce di più ad avere delle relazioni, con la regione è un po' più complicato. Non è mica un problema solo del sindacato, è un problema anche delle forze politiche, è un problema della regione. La regione ha tutto l'interesse ad aprire un dialogo con il sindacato per vedere che cosa si può fare per i cittadini del Veneto e mi auguro che Zaia prima o dopo lo capisca. Segretario, un direttivo regionale importante, strategico. Sì, perché stiamo facendo il punto sul dopo congresso e di quello che è successo appunto da metà maggio fino adesso, che si è stravolto un po', insomma, no? È successo un sacco di cose dalle elezioni europee, quelle amministrative, e dobbiamo fare i conti con questi cambiamenti. In più, il Presidente del Consiglio ci sta sottoponendo una serie di proposte dalla modifica alla riforma della pubblica amministrazione, alla modifica ad alcune leggi fondamentali come per esempio la riforma del terzo settore, che ci mettono in forte difficoltà. Allora noi stiamo cercando di fare un po' il punto, di raccontarci di che cosa c'è bisogno, ci sarebbe bisogno in questa fase. La prima cosa che per esempio su cui stiamo ragionando è appunto questa. Noi abbiamo bisogno di rafforzare la nostra presenza sul territorio, questo è il punto, perché i nostri uffici e le nostre sedi stanno venendo assaltate, diciamo così, dai bisogni che stanno moltiplicandosi delle persone e noi abbiamo bisogno di investire lì. E quindi abbiamo bisogno di una riforma organizzativa e dobbiamo decidere assieme, partirà a breve un percorso di riforma interna nostra, come stare nel territorio, che valore dare alle nostre sedi, come costruire il gruppo dirigente per dare risposta alla popolazione, questo è un primo punto. Due, a queste domande che ci vengono date dalla politica, dalle istituzioni, come reagire in modo da essere capiti e non vissuti come corporativi. Tre, però abbiamo delle richieste noi molto importanti che attengono appunto al tema delle pensioni, la riforma fiscale e al fatto che ormai non se ne può più del fatto che siamo sempre solo noi penalizzati e tartassati dalle trattenute fiscali. Abbiamo bisogno che questa cosa si ribalti.